Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti a questa conferenza stampa che è un appuntamento che celebra un appuntamento importante nel territorio dell'Est veronese, un appuntamento d'eccezione in quella che è la nostra regione oggi che apre le porte a Colognola ai Colli e a Soave che insieme hanno in questi anni creato uno sposalizio unico e interessante, perché la sagra dei Bisi di Colognola ai Colli e in questo caso oggi anche la festa medievale del vino soave celebrano un appuntamento dove vedono culture, vedono una storia, vedono un interscambio di eccellenze territoriali insieme nei weekend che avranno la possibilità di interscambiare anche gli utenti grazie a questa collaborazione tra le due amministrazioni comunali che daranno la possibilità, dicevo prima, di far in modo che gli utenti di Colognola e Colle e gli utenti di Soave possano andare a visitare reciprocamente le due manifestazioni. Poi i dettagli ce li daranno nello specifico i nostri due sindaci, che ringrazio per essere oggi qui intervenuti, in particolare Giovanna Piubello alla mia destra, sindaco di Colognola e Colli, e Matteo Pressi alla mia sinistra, sindaco di Soave. Quindi, dicevo prima, un esperimento che ha dato dei risultati straordinari con un'affluenza di partecipazione davvero nutrita e apprezzata da parte dei cittadini non solo del territorio veronese, non solo del territorio veneto, ma è diventato di fatto un appuntamento noto anche a livello nazionale. E credo che la capacità di due amministrazioni, di due proloco, di due territori che si sono molto simili per caratteristiche, molto simili anche non solo per l'aspetto del confine che ovviamente li vede uniti insieme, ma anche per un aspetto, dicevo prima, di storia, di cultura. E poi l'eccellenza, da una parte abbiamo il vino Soave, il nostro bianco vino d'eccellenza del territorio veronese, diventato sicuramente protagonista non solo nelle tavole, ma anche ovviamente in quella che è la produzione di qualità, la produzione di eccellenza, non solo nell'ambito veronese, nell'ambito veneto, ma anche oggi apprezzatissimo vino conosciuto in tutta Italia. E questo grazie alla grande dedizione dei nostri produttori che hanno saputo con grande passione, ma anche con grande fatica, innovarsi e rinnovarsi, andando a cercare quella qualità di un vino che davvero la viene espressa in tutte le sue sfumature e si adatta anche oggi a ovviamente quei cibi di eccellenza che sono anche in questo caso, in questa doppio weekend celebrati insieme, con invece il pisello verdone di Colognola ai Colli che è diventato il Bisi, sapete, è diventato insomma una delle eccellenze del territorio veronese e veneto, arrivata alla sua quest'anno 66esima edizione, che vede la capacità anche di una Proloco riuscita come dire, utilizzare il pisello proprio come elemento principale di un piatto che non solo si riesce a coniugare bene con le lasagnette, ma che riesce anche ovviamente a trovare delle nuove ricette come quella appunto dei ribisi che poi ci spiegheranno bene. Quindi dicevo un'attività agricola anche nel territorio di Colognola e Colli, di un prodotto d'eccellenza, un prodotto di nicchia tra l'altro perché viene coltivato e raccolto in un periodo specifico dell'anno e che ha una produzione, dicevo prima, anche limitata. Quindi anche lì la ricerca, sappiamo quanto sia difficile e quanto faticoso coltivare il bisio perché ovviamente non è un prodotto che rende come può essere un altro prodotto del settore agricolo, ma che ovviamente è una chicca territoriale di cui dobbiamo andare davvero sempre orgogliosi ed ecco che la Regione Veneto interviene a tutelare le eccellenze del proprio territorio. Ora mi taccio perché ho parlato anche troppo e ringrazio, ma ci tenevo insomma a manifestare con entusiasmo anche a nome dei colleghi veronesi che oggi non sono potuti intervenire qui, ma che hanno espresso la loro vicinanza e la loro partecipazione tutti a questo doppio appuntamento nell'est veronese. Quindi lascio la parola ricordo che i giorni sono il 17, 18 e 19 maggio e poi successivamente dal 24 al 27 ci sarà la possibilità con
maggio, se non sbaglio, la possibilità di proseguire ovviamente sempre con il successivo weekend per la manifestazione, in particolare a Colognole Colli, che chiude, diciamo, questa kermesse di Sposalizio. Lascio la parola, lo consentirà sicuramente il sindaco di Soave, per galanteria al sindaco di Colognole Colli, Giovanna Piubello. Prego, dopo c'è il video. Buongiorno a tutti, io ringrazio la Regione Veneto, ma soprattutto il consigliere Bozza Alberto, che oggi ci ha dato la possibilità di essere qua a promuovere questi due eventi importanti dell'Est veronese, Colognoli Colli e Soave, con i suoi colli, vincitore dei Colli Veneti 2022. L'importanza di questa collaborazione che si è resa negli ultimi 2 anni importante perché, come ha detto bene il consigliere Bozza, c'è una coincidenza. Noi siamo riusciti, sindaci, amministratori, pro loco, ad abbattere questo campanilismo e promuovere insieme questi eventi, questi due eventi importanti per il nostro territorio, soprattutto per Colognoli Colli, che ha raggiunto la 66esima edizione della Sagra dei Bisi, nata tanti anni fa con un piccolo mercatino di alcuni agricoltori che vendevano queste cassettine di piselli. Negli ultimi anni la nostra sagra è cresciuta enormemente con numeri grandi, e grazie alla Proloco, a tutti i volontari che si sono resi disponibili, e la sagra naturalmente si svolge grazie a loro. Cosa dire della sagra? Siamo qua per promuovere e naturalmente la nostra sagra, e ringrazio di nuovo tutti i volontari, ma soprattutto la collaborazione con Soave. Basta, ringrazio tutti. Grazie Sindaco. Come ricordava prima, l'importanza dell'associazione Bisicoltori di Colognole Colli, che insieme alla Proloco ovviamente sappiamo essere una macchina di volontari davvero importanti, perché se non ci fossero i volontari le sagre oggi non riusciremo a portarle avanti. La location è il cortile di Villa Acqua de Vite di Colognole ai Colli, posto molto bello anche che si presta ovviamente a un'iniziativa come questa. Ora, prima di lasciare la parola al sindaco di Soave, facciamo partire un contributo video che ci introduce in quella che è poi la festa medievale.
Molto bello anche il filmato e allora adesso la parola al sindaco di Soave, Matteo Pressi, che ci immerge e ci fa tuffare in questa realtà medievale nel suo borgo, tra l'altro uno dei borghi più belli d'Italia. Prego. Grazie Alberto, buongiorno a tutti. Partirei dal titolo, Festa medievale del vino bianco Soave. Lì dentro nel titolo ci sta tutto quello che è il contenuto della manifestazione, perché nasce per unire i due aspetti caratterizzanti di Soave, quindi la sua storia, la sua architettura medievale e la tradizione vitivinicola che da noi si esprime da secoli. Partiamo proprio dal vino e testimoniamo l'importanza della nostra produzione. Pensate, sono 6.000 ettari vitati, è una delle poche denominazioni italiane che si è dotata anche di unità geografiche aggiuntive, sono 33, ne sono già state rivendicate 25 nel corso di queste vendemmie. Abbiamo 2.630 produttori, viticoltori, 150 imbottigliatori, 50 aziende di trasformazione e soprattutto nel mondo produciamo e esportiamo nel mondo 47 milioni di bottiglie di vino, il 30% finisce in Germania, il 15% nel Regno Unito, l'8% negli Stati Uniti, arriviamo anche in Australia e in Giappone, il 2% delle nostre bottiglie finisce in Giappone, sono circa 1 milione di bottiglie di vino Soave che letteralmente vanno dall'altra parte del mondo. E accanto a questo però ovviamente tutti ci conoscono per la produzione vitivinicola, ma Soave ha anche architettura e paesaggio, per questo la festa nasce con questa forte caratterizzazione medievale che avete potuto vedere, che poi l'assessore Minchio che nel tempo l'ha anche curata prima come presidente della Proloco, e saluto anche il presidente della Proloco attuale che è qui oggi, Giorgio Lecca, è cresciuta, è diventata sempre più importante fino ad arrivare negli ultimi 2 anni ad avere il riconoscimento e il contributo del Ministero del Turismo come manifestazione turistica di rilevanza nazionale, alla quale si è aggiunto anche il contributo della Regione Veneto e quest'anno anche il sostegno economico e non solo in termini di patrocinio della Camera di Commercio di Verona. Giorni ricchi di eventi che appunto celebrano la nostra storia in un calendario che in realtà è ricchissimo, perché nei mesi di aprile e maggio ogni weekend Soave sarà oggetto di attenzione da parte anche dei comuni limitrofi a livello provinciale, a livello regionale, per la presenza in numerose manifestazioni. Cos'altro dire? Quest'anno la festa medievale del vino bianco Soave sarà anche l'occasione per celebrare un ulteriore riconoscimento che il nostro territorio, la nostra comunità ha ricevuto. Infatti non è qui casuale la presenza di Fernando, della moglie di Massimo, del consigliere comunale che rappresenta la frazione di Costeggiola assieme all'associazione che anima questa frazione, perché il ruffiolo di Costeggiola, che è un prodotto tipico, un dolce tipico della nostra frazione, che tra l'altro per un pezzettino condividiamo anche con Colognola ai Colli, quindi questa vicinanza che si esprime oggi in realtà si esprime sotto tanti profili, ha ricevuto dalla Regione Veneto il riconoscimento DECO, denominazione comunale. Quindi è una notizia che abbiamo avuto pochi giorni fa, ma troveremo spazio all'interno di questa festa anche per celebrare questo prodotto e per ribadire un ultimo aspetto che mi piace sempre ricordare. Il Soave, le sue colline, il metodo di coltivazione della vite. Pensate, 6.000 ettari vitati, l'84% coltivata a pergola veronese, che non è proprio esattamente un sistema di coltivazione semplice da gestire e richiede molta fatica per l'agricoltore. Questa fatica è stata, pensate, ripagata addirittura dalle Nazioni Unite, perché siamo solo 2 territori in Italia riconosciuti dalle Nazioni Unite e dalla FAO come siti agricoli di importanza mondiale. Ci siamo noi e gli olivi di Assisi e Spoleto, e quindi questo lavoro della mano dell'uomo ha creato grandi risultati in termini economici, di sviluppo sociale, ma anche in termini di bellezze paesaggistiche, tanto che se ne è accorta pure l'ONU, insomma. E di nuovo ringrazio Alberto Bozza per aver organizzato questo momento, ringrazio anche l'assessore Martelletto che ha voluto questa collaborazione con noi, che abbiamo accolto ovviamente molto volentieri. I numeri l'anno scorso ci hanno dimostrato che è una collaborazione che funziona e quindi squadra che vince non si cambia. Grazie. Grazie al sindaco di Soave Matteo Pressi, e come ricordavano prima i 2 sindaci, ovviamente
la collaborazione da parte degli assessori che curano e portano avanti in prima persona ovviamente manifestazioni molto belle ma anche molto laboriose come queste non possono mancare. Quindi inviterei qui adesso il sindaco, anzi al posto del sindaco di Soave, l'assessore al turismo Regina Minchio e per Colognola ai Colli l'assessore alla valorizzazione del territorio di Colognola ai Colli Enrico Martelletto, ai quali cederei veramente con grande piacere la parola, partendo ovviamente sempre per galanteria dall'assessore Regina Minchio del comune di Soave. Grazie, ringrazio la Regione Veneto che ci ha voluto qui oggi e soprattutto ringrazio il fatto di essere insieme anche a Colognola ai Colli, che insieme appunto stiamo facendo rete per il nostro territorio, e questa è una cosa molto importante perché siamo una realtà un po' apripista. Cosa dire? Io sono molto contenta di essere assessore al turismo perché la festa medievale, come la festa dell'uva, me la sono creata e la sento quasi una mia creatura, in quanto avendo già per natura il castello che ci fa da cornice, perché non riempirlo con quello che era veramente la sua locazione, il Medioevo. Quest'anno avremo un momento ancora più importante perché apriremo con il 17, appunto Cansignoro della Scala, aprirà il banchetto medievale che ritorna dopo un po' di anni, e faremo un banchetto medievale proprio di apertura della festa medievale che avverrà il venerdì 17 alle 20:30 presso il Palazzo del Capitano. Sarà un banchetto molto importante, animato con giochi, giullari e chi più ne ha più ne metta, proprio come era il tempo del Medioevo. Avremo anche un menù prettamente medievale e quindi chi vorrà partecipare ben venga a Soave, che apriremo appunto la festa medievale, che come avete visto dal filmato sarà animata all'interno del borgo storico ma anche all'esterno con accampamenti e con trofei di cavalieri. Grazie. Grazie davvero a Regina anche per l'impegno, e ora da una collina all'altra passiamo a Colognola ai Colli con Enrico Martelletto. Grazie consigliere Bozza e grazie alla Regione Veneto che oggi ci ospita. Ogni anno insieme alla Proloco cerchiamo di innovare la proposta della nostra sagra, della manifestazione simbolo di Colognola, e dallo scorso anno che appunto questa novità era il gemellaggio con Soave, che chiaramente è un segnale forte, oltre che di collaborazione tra enti, anche nel messaggio che si vuole trasmettere per realizzare una efficace promozione del territorio. È necessaria certamente una visione di insieme, una visione che vada oltre i confini comunali, perché ai visitatori bisogna proporre qualcosa che sia di ampio rilievo, un'offerta che sia ampia e li mantenga quindi sul territorio il più possibile, ovviamente per creare anche beneficio per l'economia del settore. E quindi vogliamo mantenere nel nostro est veronese i visitatori. Sicuramente Soave è un polo attrattivo che li porta nel nostro est veronese, dal canto suo però Colognola ha un panorama che arricchisce questa offerta turistica, promuovendo da una parte con la Sagra dei Bisi la nostra tradizione gastronomica, ma non solo, perché da qualche anno si vengono organizzati anche dei tour guidati per visitare le numerose ville che abbiamo nel nostro paese. E infine vorrei sottolineare anche che il gemellaggio viene anche coronato dallo scorso anno con un luppetto vintage che collega i due comuni, in modo che i visitatori dell'una e dell'altra manifestazione possano contemporaneamente poter recarsi in entrambi i comuni, in entrambe le manifestazioni. Infine, la novità di quest'anno per la manifestazione di Colognola è anche un modo per promuovere da una parte l'attività sportiva, ma anche la mobilità sostenibile, e difatti abbiamo organizzato la prima edizione della Biciclettada, appunto una cicloturistica che porterà le famiglie a visitare il territorio in bicicletta. Grazie
Grazie a Enrico Martelletto anche per questo dettaglio, quindi sapete che gli utenti possono usufruire facilmente di questo collegamento messo in campo dalle due amministrazioni proprio per evitare anche il trasporto ovviamente con mezzi privati e utilizzare questa transfert molto molto efficace e anche molto, molto utile. Ringrazio quindi i due assessori e adesso inviterei i presidenti delle Proloco di Soave Giorgio Lecca e della Proloco di Colognola e Colli Alfonso Avogaro qui al posto nelle due postazioni per un breve saluto e ovviamente qualche dettaglio in più. Prego quindi a Alfonso Avogaro e Giorgio Lecca. Intanto finché prendono posto ricordo che tra l'altro il mio braccio operativo per fortuna che c'è. È un territorio collinare molto bello e sapete che sono inseriti nella giornata dei Colli Veneti che abbiamo celebrato recentemente, legge regionale voluta fortemente dalla Regione Veneto, in particolare da noi consiglieri veronesi, dove abbiamo introdotto anche degli elementi non solo di paesaggio, non solo di eccellenza gastronomica, ma anche di attività sportiva, che è un aspetto ovviamente molto importante in considerazione anche della bellezza, come ricordava prima, dei paesaggi collinari che avvolgono e abbracciano questi due territori. Allora, cosa ci racconta Giorgio Lecca, presidente della Proloco, di questa prossima edizione che Soave si appresta a far partire insomma in piena pompa magna nel prossimo mese? Sì, questa diciamo che la Proloco di Soave è nata ancora nel 1969 a Soave e diciamo da sempre c'è questa bellissima manifestazione del vino, diciamo non è neanche una sagra ma una festa, no? La festa del vino e ovviamente il vino bianco di Soave perché è Soave è bianco insomma. Ecco, scusate, non sono abituato alle interviste così, però voglio dire, è stata veramente una cosa molto piacevole quella di collaborare con Colognola e Colli. Ricordo che infatti ci siamo trovati, no, con il presidente qui, Alfonso, e ho detto ma perché non ci uniamo e facciamo vedere che collaboriamo. E così è stato, giusto? È vero, Presidente? Sono Bene. proprio andate così le cose, ecco, e siamo ben felici di questo perché abbiamo visto che nessuno ha avuto meno, anzi, siamo cresciuti sia da una parte che dall'altra, perciò viva Soave e viva Colognola e Colli. Allora, guarda, io mi tolgo e lascio la parola al presidente Avogaro, visto che c'è questa bella amicizia e collaborazione, perché possiate continuare a chiudere, diciamo, questa... Infatti è stato un attimo a trovare l'accordo, non c'è stato nessun problema, anche perché come Colognola siamo stati sempre propensi all'unione, al fare squadra. Le cose si ottengono se si fanno insieme. E questo è una forza ancora maggiore per poter essere insieme nella promozione del territorio. Infatti anche noi siamo partiti nel 2019, siamo stati insigniti in Senato come sagra di qualità, ma non solo perché sagra di qualità vuol dire storia, vuol dire cultura, vuol dire territorio, perché quando noi mangiamo un piatto lasagnato o beviamo un bicchiere di vino, c'è la cultura contadina dietro le nostre spalle. Io mi sento 66 anni portare avanti un peso abbastanza importante perché tutti quelli che mi hanno preceduto sono stati quelli a creare questo evento che adesso noi stiamo promuovendo. E la squadra l'abbiamo fatta con i produttori di piselli perché era una produzione che ormai era andata a scomparire perché col soppianto del vino era una cosa che non rendeva più. L'abbiamo fatta riemergere. Sono fieri di coltivare questo prodotto. Abbiamo anche, ci siamo relazionati anche con i ristoratori perché Sagre di Bisi, questo non vuol dire solo la sagra, ma tutto quello che comporta l'economia, ristoratori, produttori e quant'altro. E il territorio, perché portare gente nel nostro territorio, che venga a Soave, che veda il castello di Soave, che poi venga a Colognola, è una cosa in più. Questo torno a ribadire.
Poi come sagra siamo la più vecchia sagra di Bisi del Veneto, che è vero che ci sono 5-6 comunità che fanno le sagre di Bisi, però la nostra è quella che ha più anni. Noi, una particolarità della nostra sagra è che noi abbiamo fatto la nicchia, sarebbe più le lasagnette Bisi. È stata una nostra creazione perché il riso Bisi è quello piatto tipico del Veneto che ce l'abbiamo. In più abbiamo incrementato adesso, sono 2 o 3 anni che abbiamo implementato questa nostra offerta offrendo un cibo di strada, che abbiamo fatto i risi Bisi, tipo un po' arancino piccolino, che è tra un'oliva ascolana e un arancino, è un proprio street food che lo serviamo dentro un calice di vino soave, il vino soave dentro il calice di Colognola. Bello Ecco a voi i Bisi a Colognola, venite a trovarci. Ebbene, penso che questa immagine finale si racchiuda davvero l'emblema di questo connubio di festa. Quindi ricordo le date perché dal 17 al 27 maggio la sagra di Colognola ai Colli è aperta ovviamente a tutti, e il 17, 18 e 19 maggio la festa medievale del vino Soave a Soave, e con la possibilità nei giorni di concomitanza di poter spostarsi da una parte all'altra grazie a questo ottimo servizio di transfer. Per cui, che dire, storia e cultura bella, interessante, d'eccellenza, il pisello Verdone Nano insieme al vino Soave. Ricordo l'olio extravergine d'oliva che ovviamente in queste colline viene ovviamente prodotto ed è una grande eccellenza, un grande olio di grande qualità. E infine c'è anche la tradizione. Io mi scuso con ovviamente sia Soave che Colognola ai Colli, ma oggi dovevano essere anche ospiti le maschere, i costumi, che sono il frutto di una storia, di una tradizione di questi due comuni, di questi due territori. Purtroppo per una serie di ragioni che ben potete anche comprendere in un momento difficile di conflitto internazionale in cui siamo, per rispettare il sentimento un po' di tutti abbiamo cercato di evitare che questa potesse essere poi travisata con un messaggio ovviamente sbagliato, e quindi nel massimo rispetto dei costumi e delle tradizioni che sono presenti sia a Colognola ai Colli sia a Soave, per cui potrete visitare anche l'aspetto di maschere tradizionali andando nella sagra di Colognola e di Soave, troverete davvero delle maschere tipiche e anche molto, molto belle, con delle rievocazioni anche storico-medievali molto, molto affascinanti. Per cui darvi e rinnovarvi appuntamento dal 17 in poi a Soave e a Colognola ai Colli, non mi resta che ringraziare e fare i complimenti alle amministrazioni, alle Proloco, ai tanti volontari e anche le associazioni di bisicoltori da una parte e gli agricoltori dall'altra, perché portano in alto i nostri territori, che sono territori ricchi di storia, ricchi di cultura, di tanta qualità e, consentitemi di dire, di persone che hanno un patrimonio umano che non va mai dimenticato, perché noi andiamo orgogliosi anche di essere veronesi, di essere veneti, per quello che sappiamo fare e per quello che i nostri territori riescono ad esprimere al meglio. Un vanto per noi, un vanto per il Veneto, un vanto per il nostro Paese. Grazie.